Ancora buongiorno da Sicilia 24, appuntamento con l'informazione, con gli aggiornamenti anche dall'aeroporto di Catania, dove si attenuano i disagi e aumentano anche i voli, ma ci sono diversi dirottamenti, ancora tanti dirottamenti a Comiso e Palermo, e non mancano le cancellazioni dell'ultimo minuto. Per saperne di più in diretta proprio dall'aeroporto di Catania c'è per noi Orazio Longo. Ci troviamo qui all'interno del Terminal A, area partenze, dove in questo momento si sta imbarcando il volo per Ancona, per l'aeroporto di Falconara. Il Terminal A è aperto e funzionante sia nel termine nella parte degli arrivi sia nella parte delle partenze. Sono ancora molti, possiamo vederlo grazie al nostro operatore, i voli cancellati o in ritardo o dirottati, anche se i dirottamenti ormai sono previsti soltanto per Comiso e per Palermo, non ci sono più dirottamenti per Trapani. Per quanto riguarda invece le file, le code, c'è ancora un po' di coda al Terminal C, perché lì operano altre compagnie, così come operano la Ryanair sta operando nel terminalino dell'aeronautica militare. Vi facciamo vedere in questo momento l'area imbarchi, vedete qua, qui ci sono i varchi del Terminal A, la gente si sta imbarcando in questo momento e vedete che insomma l'aeroporto torna lentamente alla sua normale funzionalità. Chiaramente ci sono delle code, perché comunque ricordiamoci che siamo ad agosto e quindi c'è tanta gente che parte e che arriva. Per quanto riguarda i voli attualmente operativi, sono tutti i voli UE, tutti i voli nazionali, naturalmente tutti i voli UE, non sono operativi i voli Schengen extra UE. O meglio, per capirci, su Londra si vola da Catania, su Tel Aviv o su Casablanca no, questo non è ancora possibile. Per quanto riguarda invece la situazione dell'aerostazione, ci sono facciamo passare intanto alcuni passeggeri. Ecco. Per quanto riguarda la situazione dell'aerostazione del Terminal A, c'è ancora un po' di cattivo odore che è relativo all'incendio che 3 settimane fa ha colpito la parte sotto, la parte degli arrivi, ma è un odore che tutto sommato comincia ad andare via, è ancora un po' più forte nella parte che, ricordiamo, è sottoposta a sequestro. Gli aeroportuali lavorano con le mascherine con turni da 4 ore, mentre le mascherine non sono obbligatorie per quanto riguarda i passeggeri che devono imbarcarsi, o ancora meglio per quelli che sono in arrivo. Sì, stiamo vedendo infatti, Orazio, come gli addetti, gli operatori proprio dell'aeroporto stiano indossando delle mascherine FFP3 come disposto per l'appunto dalle prescrizioni stabilite dall'ASP di Catania. Ultime notizie, ultimi aggiornamenti prima di salutarci, Orazio. Sì, per quanto riguarda il Terminal C è ancora attivo, ci sono diverse compagnie che operano ancora lì, c'è attivo ancora il terminalino che ieri era chiuso, oggi è tornato ad essere aperto, il terminalino dell'aeronautica militare, e ci sono ancora attive evidentemente le navette bus, quelle che i voli dirottati, ormai residuali, dirottati a Palermo o a Comiso, vengono ancora coperti con le navette bus. Benissimo, grazie a Orazio Longo, con il quale torneremo a collegarci e comunque ci darà maggiori informazioni per il telegiornale delle 14 su Telecolor. Nel frattempo, a proposito sempre di aeroporto, si è registrato ieri un intervento piuttosto duro del sindaco di Catania Trantino, che ha diffuso un video messaggio. Per essere credibili, dice il sindaco, lo sentiremo fra non molto, le istituzioni devono fra l'altro avere il coraggio di fare un passo indietro e chiedere scusa. Lo stesso sindaco ha poi annunciato la richiesta di una convocazione dell'assemblea dei soci proprio della società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Ma sentiamo le parole di Trantino. In questi 20 lunghissimi giorni dal momento dell'incendio, la città e parte della Sicilia orientale è stata messa in ginocchio. Affittacamere, albergatori, ristoratori e tutto un indotto di Unicità e Unisola che vivono prevalentemente di turismo hanno patito un duro contraccolpo.
Le recensioni negative di migliaia di passeggeri frustrati non sappiamo quali riflessi avranno, ma certamente ci indurranno a compiere delle azioni mirate per riscattare l'immagine dell'isola. Ma la questione è anche un'altra. Per pretendere il rispetto dei doveri da parte dei cittadini, le istituzioni, per apparire credibili e ridurre le distanze tra chi decide e coloro per cui conto decide, devono assumersi le proprie responsabilità. E spesso, in un mondo di relazioni, per riavvicinarsi, per ricucire un rapporto, basta fare un passo indietro e sapere chiedere scusa. Credo di avere fatto tutto quello che rientrava nelle mie possibilità, suggerendo anche specifiche iniziative per alleviare i disagi dei passeggeri mai messe in atto. Io non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che chi è parte di qualcosa che non ha funzionato deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa, specie se non lo fanno altri. Sulla vicenda dell'aeroporto di Catania torneremo a occuparci nei prossimi telegiornali. Intanto parliamo di immigrazione. 180 dei 2.420 ospiti dell'hotspot di Lampedusa sono stati accompagnati dalla polizia all'aeroporto, sono stati imbarcati su un volo charter che li trasferirà a Catania a causa del mare mosso che blocca i collegamenti con i traghetti e l'aliscafo. La prefettura di Agrigento già da ieri aveva annunciato il trasferimento di 360 migranti fra proprio la giornata di oggi e domani attraverso un ponte aereo. E adesso siamo a Catania. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo del centro storico con l'obiettivo di contrastare l'illegalità diffusa e il fenomeno dell'occupazione abusiva del suolo pubblico. Nel corso del controllo i militari hanno multato i titolari di 2 ristoranti posti nei pressi del Teatro Bellini. I carabinieri hanno multato anche i titolari di un mini market asiatico per non aver rispettato l'orario di chiusura stabilito da una recente ordinanza comunale. Adesso parliamo di incendi. Oltre 6.000 ettari di boschi e vegetazione sono andati distrutti a Palermo e provincia nei devastanti incendi del mese scorso. WWF Palermo non ha dubbi, sono il frutto, dice, di un unico piano criminale. Bruciate le aree verdi che circondano la città, un'azione da professionisti portata avanti da un'organizzazione capillare. Il WWF, con la collaborazione anche dell'Aeroclub di Palermo, Bocca di Falco, ha filmato, come vedete fotografato dall'alto, le aree bruciate dagli incendi e parla di un'area grigia di attività legali e illegali, di interessi leciti ed illeciti che continua a condizionare la vita del territorio e continua ad attentare alla natura. Sulla vicenda torneremo nel corso dei nostri telegiornali. Ma a proposito proprio di incendio, ce n'è stato uno che ha danneggiato un'abitazione a Piana degli Albanesi, sempre nella Palermitana. È successo nella notte, una famiglia ha dovuto lasciare l'appartamento per mettersi in salvo, altro rogo a gela, sterpaglie hanno preso fuoco, le fiamme si sono poi propagate e hanno distrutto il capannone di una attività commerciale. Ancora cronaca, un uomo di 31 anni è stato arrestato a Giarra, in provincia di Catania, dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione in via Don Minzoni, i carabinieri hanno sequestrato circa 78 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche nei locali condominiali. In un vaso nel pianerottolo del piano superiore i carabinieri hanno trovato altri 238 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina ed un foglio con i nomi e cifre riferibili con ogni probabilità alla compravendita della droga. E adesso andiamo in Portogallo, perché la sciarpa del Catania è finita sull'auto del Papa. Il video è diventato virale, come mostrano per l'appunto queste immagini amatoriali, specie tra i tifosi del Catania. La giornata mondiale della gioventù, che si è conclusa a Lisbona, Papa Francesco ha attraversato 2 ali di folla con l'auto con la quale è solito spostarsi, e durante il percorso, lo state vedendo in questo momento, questa ripresa è effettuata da Natalia Zappalà. Un tifoso rosso-azzurro, Roberto Pappalardo, ha lanciato una sciarpa del Catania che gli uomini della scorta del Papa hanno raccolto e posizionato proprio sulla Papa mobile. E adesso parliamo di calciomercato, di ritiro del Messina che lavora in Sila. Il tecnico Modica aspetta dei rinforzi, 5 proprio da questa sessione estiva. L'attuale organico è carente in tutti i ruoli. Sentiamo Sergio Colosi.
3 over e 2 under sono i prossimi obiettivi di mercato del direttore sportivo Domenico Roma e del tecnico Giacomo Modica, chiamati a dare solidità ed esperienza ad un Messina fin qui costruito poco e male, secondo le direttive del presidente Sciotto. Tra prestiti ben 4, giovani di belle speranze e calciatori dal passato in quarta serie, la CR è come ogni anno di questi tempi il solito cantiere aperto, con vista sul minutaggio e nella speranza della terza salvezza consecutiva dopo le prime 2 già miracolose. Per la difesa in ritiro Filippo Pacciardi, 28 anni svincolato, ex recanatese. A centrocampo piacciono Domenico Franco, che però dovrà scontare 4 giornate di squalifica, e Domenico Mungo della Viterbese, il cui tira e molla sul contratto ha origini lontane. Circolati i nomi di Welbeck e Maldonado. Per l'attacco Salvatore Caturano appartiene ai sogni giallorossi, mentre si tratta con Vincenzo Plescia, ex Avellino, dai piedi discreti ma scarso finalizzatore. Sul fronte under in arrivo Giorgio Brogni, 22 anni dall'Atalanta, con discreta esperienza in Serie C, Ancona Paganese e Feralpi Salò, e l'attaccante esterno della Cremonese Marco Zunno. Tesserato ieri l'ex centrocampista del Catania Simone Buffa, svincolato e legato al Messina da un contratto annuale. Un maggiore coinvolgimento del tessuto imprenditoriale cittadino, che però alle capacità gestionali del presidente Sciotto preferisce investire sulla pallavolo femminile dell'Accademia Sant'Anna. I lavori al sistema di drenaggio del Francoscoglio, con qualche gara di campionato in campo neutro, e la sfiducia della tifoseria all'attuale proprietà sono gli altri argomenti di un'estate dove il calcio giocato è sempre un tema secondario. È tutto, ci fermiamo qui almeno per il momento con l'informazione che torna su Telecolor alle 14. Auguro a tutti voi una buona giornata. Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. All'aeroporto di Catania diminuiscono i disagi, aumentano i voli, ma restano alcuni dirottamenti a Comiso e Palermo e cancellazioni dell'ultimo momento. L'amministratore delegato dell'aeroporto Torrisi replica a Trantino, che chiede un passo indietro e le scuse ai viaggiatori. Non rispondo alle polemiche, ci vedremo all'assemblea dei soci. A Palermo un patto per lo Zen, il sindaco Lagalla parte dalla scuola alla rete delle istituzioni mobilitate per la riqualificazione delle periferie. Dalle sterpaglie al capannone a Gela Rogo manda in fumo un'attività commerciale di prodotti ittici, la rabbia dei residenti, non c'è prevenzione. Incendi a Palermo per il WWF, sfregio irreparabile pianificato da professionisti. Monopattini elettrici, nuovi obblighi e costi, vita dura per i trasgressori. A Catania le nuove regole piacciono ai cittadini. La sciarpa del Catania sull'auto del Papa, la goliardata di 2 tifosi rossazzurri a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù fa il giro del web. Calcio, ritiro concluso per il Palermo, primo impegno ufficiale per i rosanero sabato a Cagliari per il turno di Coppa Italia. Nel pomeriggio la Lega Pro valerà il calendario di Serie C. Bentrovati, in apertura la situazione all'aeroporto Fontanarossa di Catania che si avvia alla normalità. Stamattina il 90% dei voli previsti dal Terminal A è partito e è arrivato. Qualche tratta ancora viene dirottata o cancellata, ma i voli non vengono più dirottati su Trapani, semmai su Comiso e Palermo. Le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Orazio Longo. Il lento ritorno alla normalità all'aeroporto di Fontanarossa passa dalle file che si rivedono ai check-in di nuovo aperti al Terminal A, dal serpentone ai varchi, dai volti più distesi dei passeggeri. Siamo nella zona partenza del Terminal A, come vedete dietro di me alcuni passeggeri stanno per imbarcarsi per un volo per Ancona. Felici di poter partire tranquilli? Finalmente sì. Dopo tanti disagi stamane abbiamo avuto la notifica che l'aereo, il volo è stato confermato qua su Catania. Partite in vacanza o tornate? No, torniamo dalla vacanza. All'andata come era andata invece? Ci hanno dirottato su Comiso.
Qualche fila c'è ancora al Terminal C che, confermano da SAC, rimarrà aperto assieme al terminalino dell'aeronautica per tutta l'estate. Ancora oggi non mancano voli cancellati, ritardi e dirottamenti. Si vola da Catania anche extra UE, niente più dirottamenti a Trapani. Non si spengano le polemiche, secca la replica dell'amministratore delegato dell'aeroporto a Trantino che chiede un passo indietro e le scuse ai viaggiatori. Non rispondo alle polemiche, dice Torrisi, ci vedremo all'assemblea dei soci. Ancora Orazio Longo. Le polemiche rimangono dopo tutto quello, dopo le 3 settimane di emergenza. C'è chi chiede un passo indietro. Io rispondo del mio lavoro e quindi non ho partecipato alle polemiche perché avevo cose molto più importanti da fare e quindi non ho assolutamente niente di dire alla stampa. Io parlerò come è mio dovere, ovviamente quando e se ci sarà da chi devo dare conto, che sono i soci, e alla mia coscienza che garantisco essere pulita come quella di tutto il personale dell'aeroporto che ha lavorato con abnegazione come comunità, ivi compresi gli enti di Stato, per affrontare un'emergenza che è stata certamente non dovuta né alla nostra volontà né alla nostra responsabilità. Attendiamo risposte per quello che comunque sono gli esiti delle verifiche che sta facendo l'autorità giudiziaria con grande rispetto e senza ovviamente anticipare cose che non ci riguardano. L'aeroporto ormai è al 90%, possiamo dire così, operativo? L'aeroporto che sia, credo su questi numeri e forse più, sta funzionando correttamente sia il terminale che il Terminal B. Cambiamo argomento, andiamo a Palermo e parliamo della riqualificazione del quartiere Zen. L'accordo di rete fra istituzioni e associazioni parte dalla scuola come presidio di legalità. Giusy Lazzara. Lo Zen di Palermo, quartiere da riqualificare per ricucire un tessuto sociale in sofferenza culturale ed economica propria delle periferie. Parte dalla scuola Falcone, travolta dall'arresto il 25 aprile della dirigente scolastica, sospesa e sotto inchiesta per corruzione, peculato e falso. Nella stessa scuola si firma oggi il patto di rete fra istituzioni, associazioni e forze dell'ordine. Noi dobbiamo continuare a credere nelle istituzioni e coinvolgere i cittadini in una forma di compartecipazione e corresponsabilizzazione, e la scuola è un potente amplificatore in questa direzione. La scuola comunque resta un presidio di legalità. Per riqualificare il quartiere o lo si fa tutti insieme o altrimenti, come si fa di solito, e si demandano certi interventi d'emergenza alla scuola, non si fa niente. E si guarda avanti e si pensa a potenziare i servizi. L'arrivo degli assistenti sociali in quartiere, proprio dentro il cuore dello Zen 2, ruolo importantissimo in questo momento ancora di più per tante ragioni diffuse legate alla povertà e ai bisogni. Si avvia oggi un percorso di partecipazione che coinvolgerà sempre più famiglie e abitanti dello Zen. Un rogo innescato dall'incendio di alcune sterpaglie ha totalmente distrutto il capannone di una ditta di prodotti ittici di Gela. Tanta la rabbia degli imprenditori che da tempo chiedono al Comune e all'IRSAP interventi di pulizia delle aree limitrofe, senza ottenere risposta. Gerry Italia. Una immensa colonna di fumo nero alta decine di metri che ha lambito anche il centro abitato è un'attività distrutta in pochi minuti a causa di un incendio evitabile se solo si fosse provveduto a ripulire le aree esterne, come da tempo chiedono gli imprenditori che lavorano nella zona industriale nord di Gela. L'inferno di fuoco ha cancellato l'intero capannone della Pescagel, azienda del settore ittico. Il rogo è divampato violentemente intorno alle 17:30. C'era già un incendio esterno delle sterpaglie quando, a causa del vento forte, poi le fiamme si sono propagate fino all'interno del capannone, distruggendolo completamente. Il fuoco si è poi facilmente propagato all'interno, aggredendo gli impianti elettrici e la coibentazione delle celle frigorifere, che di fatto ha agito da accelerante, rendendo vano ogni tentativo dei vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, di salvare almeno in parte il capannone. Ed è tanta la rabbia degli imprenditori della zona che da tempo chiedono al Comune e all'IRSAP interventi di pulizia delle aree limitrofe ai capannoni, senza però ottenere risposta. Io spero nelle istituzioni e nella riqualificazione di questa zona, che siamo abbandonati, ragazzi, siamo abbandonati dalle istituzioni. Nessuno viene a controllare, nessuno viene a fare pulizie, nessuno viene a... cioè noi che investiamo qua ci sentiamo abbandonati da tutti. Le indagini intanto sono in corso per appurare eventuali responsabilità. L'azienda ittica dà lavoro a diverse persone e il rogo al momento ha bloccato l'attività.
A luglio devastati dalle fiamme 6.000 ettari di vegetazione nel Palermitano. La denuncia del WWF è sfregio irreparabile pianificato da mano criminale. Giusy Lazzaro. Il colpo d'occhio è devastante. Il nero lasciato dal fuoco domina sui 6.000 ettari di vegetazione andati in fumo nel Palermitano. WWF Sicilia Occidentale non ha dubbi. I roghi sono frutto di un unico piano criminale. Bruciate le aree verdi che circondano la città, un'azione da professionisti portata avanti da un'organizzazione capillare. Il WWF e l'Aeroclub di Palermo hanno filmato dall'alto le aree bruciate dagli incendi e parla di un'area grigia, di attività legali e illegali, di interessi leciti ed illeciti che continua a condizionare la vita del territorio. Sotto accusa la politica, le forze dell'ordine e la magistratura, chiamata in causa dall'associazione ambientalista per aver sempre sottovalutato questo fenomeno criminale. Questo quello che resta dopo i roghi. Sulla Conca d'Oro tutto il resto è andato in fumo, da Capogallo ai Monti Billemi, Caputo, Castellaccio, Moarda, Orecchiuta e Grifoni. La concomitanza dei tempi di accensione nelle aree serali, denuncia il WWF, la scelta di giornate con condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla propagazione dei roghi e la perfetta conoscenza dei luoghi lasciano presupporre che una banda di criminali continua così ad inviare messaggi. Dimenticato l'ultimo weekend con piogge e serate fresche in Sicilia, nella settimana appena iniziata torneranno ad alzarsi le temperature sulle medie stagionali. Questo grazie all'anticiclone africano che ritornerà sull'isola. Francesco Triolo. Non ci sarà un ritorno del caldo afoso di luglio, ma l'estate tornerà e lo farà con le sue medie stagionali, facendo dimenticare nel corso della settimana appena iniziata gli ultimi temporali su alcuni angoli di Sicilia. Questo grazie al ritorno in scena dell'anticiclone africano, che sarà l'attore principale di questo radicale cambiamento climatico. Dall'interno del Sahara si allungherà verso il mar Mediterraneo e si tratta di correnti d'aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre ad una stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature. Con questo tipo di configurazione il caldo si farà sentire in particolare da mercoledì, facendo dimenticare le piogge, il vento e le serate più fresche, tanto che nel weekend appena trascorso molti siciliani hanno disertato le spiagge. Ma nella settimana che accompagna il Ferragosto riecco il caldo. Dall'8 agosto, dicono gli esperti, stavolta i 3B Meteo, un graduale rialzo della pressione atmosferica favorirà un generale ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori, con venti e moto ondoso dei mari in attenuazione e temperature che torneranno su valori pienamente estivi. Già da martedì quindi le temperature torneranno sopra i 30 gradi un po' in tutta l'isola, ma come detto non dovrebbero arrivare i picchi di caldo registrati a fine luglio. Non ci sono i presupposti per pensare che le temperature possano raggiungere quei valori estremi, spiegano ancora gli esperti, ma sarà caldo intenso come massime. Si stima che i picchi potrebbero aggirarsi intorno ai 36-38 gradi per alcune aree interne dell'isola. La riforma del codice della strada introduce novità sui monopattini elettrici. In arrivo l'assicurazione obbligatoria, targa e uso del casco. A Catania sono positive le reazioni davanti alle nuove regole. Maggiori tutele per tutti, dicono gli intervistati, sono ben accette. Simona Mazzone. È solo questione di tempo. Estimatori del monopattino, preparatevi, RC e caschetto diventano obbligatori. Monopattini elettrici? Non solo vita più difficile per i trasgressori, ma anche nuovi obblighi e costi per chi li usa, a cominciare da targa, assicurazione sulla responsabilità civile e utilizzo dell'apposito caschetto, appena il provvedimento del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore. Si contano in Italia circa 550.000 monopattini elettrici, di questi 42.000 dello sharing sono assicurati, per gli altri si tratta di pagare una polizza di almeno 40 euro l'anno. E c'è già chi la definisce una stangata del governo per fare cassa, mentre per molti altri potrebbe essere un deterrente per i monopattinisti spericolati. Ma è una cosa giusta, perché alla fine se fanno qualche danno magari non hanno l'assicurazione, non sono in sicurezza. Il monopattino piace, è una scelta ecologica indirizzata a snellire il traffico cittadino, non sempre condivisa dagli automobilisti che strombazzano col clacson a chi percorre diligentemente la propria strada, cosa che un tempo avveniva con i ciclisti. Però il risvolto della medaglia evidenzia che non tutti sono così prudenti, data la mole degli incidenti su monopattino. Fondamentale, perché con questi monopattini sono andati in giro
l'educazione è andata sottoterra. In tutto c'è il pro e il contro. Il pro è l'utilità del monopattino, il contro è che purtroppo è utilizzato anche da gente un pochino incosciente. Una stretta condivisa da chi affitta questi mezzi a due ruote se si considera che, secondo il rapporto nazionale sulla mobilità Nisharing, sui circa 650 incidenti su monopattino il 77% sarebbe avvenuto in autonomia, senza coinvolgere altri mezzi o persone. Quindi ben vengano maggiori tutele, come racconta questo ragazzo titolare di un servizio di noleggio. Sarà istituita una polizza apposita che poi verrà scaricata, credo, sul prezzo del noleggio del monopattino stesso. Per molti l'introduzione di assicurazione e casco, soprattutto dell'assicurazione, è un metodo per fare cassa da parte del governo. Voi cosa ne pensate? Ma secondo me non proprio, è un metodo per tutelare chi si trova per strada. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, la sciarpa rossa-azzurra del Catania sull'auto del Papa. Il video è diventato virale, specie tra i tifosi del Catania. Alla giornata mondiale della gioventù che si è conclusa a Lisbona, Papa Francesco ha attraversato 2 ali di folla con l'auto con la quale è solito spostarsi. Durante il percorso, come ha testimoniato la ripresa effettuata da Natalia Zappalà, un tifoso rossazzurro, Roberto Pappalardo, ha lanciato una sciarpa del Catania che gli uomini della scorta del Papa hanno raccolto e posizionato sulla Papa mobile. A Gibellina nel Trapanese una serata evento tra le note di Mario Venuti e un'installazione teatrale con le favole siciliane di Italo Calvino, un binomio che ha affascinato il pubblico sullo sfondo del labirinto del Cretto. Simona Mazzone. C'è stato un momento in cui mi è sembrato capirci qualcosa. Una carriera strepitosa, ricca di successi, prima con i De Novo e poi da solista. Mario Venuti, chitarrista e voce catanese, torna sui palchi di tutta Italia quest'estate con un tour e 8 tappe. Quella di Gibellina nel Trapanese è stata una fantastica esibizione in uno scenario suggestivo, quello del labirinto del Cretto, durante un'installazione teatrale con la messa in scena delle favole siciliane di Italo Calvino. È tutto chiaro improvvisamente, dopo un po' non rimane niente. Mario Venuti è reduce dal recente premio Carosone 2023 per il brano Napoli Bahia, per il ponte tra culture, per la sua carriera di chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni dai De Novo ad oggi. Ho scelto delle canzoni che naturalmente non in maniera diretta, ma mi sembrano adatte anche a seguire a ruota alle favole di Calvino, canzoni come È stato un attimo, che parlano insomma dell'impermanenza eterna della vita, e quindi anche in un posto del genere proprio il tema dell'impermanenza, che tutto cambia, mi è sembrato quello giusto. Un altro posto nel mondo, che quindi parla anche della valenza dei luoghi e del nostro rapporto con i luoghi. E Mai come ieri, non può essere mai come ieri, perché naturalmente appunto sempre il tema dell'impermanenza, che tutto cambia, mi sembra pertinente. Il tour di Venuti prosegue per tutto agosto in giro per l'Italia con i suoi brani che ne hanno decretato il successo dagli anni '80 sino ad oggi. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farai. Ancora una pausa e poi le ultime sul fronte calcio mercato. Eccoci al calcio, si avvicina per il Palermo il primo impegno ufficiale, rosanero sabato a Cagliari per il turno di Coppa Italia. Corini ritroverà Mariano. Marco Gulà. Dopo aver concluso il ritiro e aver goduto di alcuni giorni di riposo, il Palermo da oggi torna a lavorare in vista della prima partita ufficiale della stagione, in programma sabato alle ore 21. Per il Palermo un primo impegno di lusso all'Unipol Domus del Cagliari di Ranieri, squadra neopromossa in Serie A. Corini, nelle sue 5 amichevoli, ha fatto intendere anche quale possa essere la squadra titolare, aspettando novità dal mercato. Sarà un Palermo imperniato sul 4-3-3 e proprio a Cagliari dovrebbe essere schierato il tridente offensivo con titolare Brunori al centro e
Di Mariano e Insigne sugli esterni. Mercato, preso l'attaccante Valencia, si pensa al centrocampo. L'idea è quella di arrivare a Morutan, centrocampista del Galatasaray, capace di coprire tanti ruoli in mezzo al campo e che volendo può giocare anche come esterno. Il Palermo ha chiesto informazioni, ma il club turco, sapendo il potenziale del suo giocatore, chiede poco più di 5 milioni di euro, una cifra molto alta che potrebbe essere aggirata dalla dirigenza rosanero, chiedendo al momento un prestito con diritto di riscatto. Sempre a centrocampo il Palermo ha chiesto informazioni per Santoro del Perugia, club che difficilmente riuscirà a tenerlo, dato che con ogni probabilità giocherà in Serie C. Nel pomeriggio, dopo la definizione dei gironi, sarà pubblicato il calendario di Serie C. Il Catania è vicino all'acquisto dell'esterno Marsura, mercato bloccato invece in casa Messina. Sergio Colosi. L'esterno offensivo 29enne Davide Marsura sarà il prossimo acquisto del Catania. Marsura, svincolato dopo Ascoli, è gradito al tecnico Tabbiani ed ha raggiunto l'accordo col club rossazzurro, dove porterà la sua esperienza con 157 presenze in Serie B. Trattato anche dalla Feralpi Salò, ha preferito la destinazione Etnea, dove il progetto è di più ampio respiro. Firma sul contratto nelle prossime ore per un profilo di alto livello che ha già militato con Genoa, Modena, Brescia, Pisa e Venezia. Il Catania completerà un mercato da big del campionato con l'arrivo di una punta, piace sempre Salvatore Caturano del Potenza, e due difensori centrali che possono blindare il reparto. In attesa della composizione dei 3 gironi di Serie C e del conseguente calendario previsti oggi pomeriggio, il club di Pelligra ha chiesto al Crotone la disponibilità ad ospitare eventuali partite in campo neutro, ma i lavori procedono in maniera spedita affinché l'esordio casalingo in Serie C possa avvenire regolarmente al Massimino. Di tutt'altra atmosfera è il percorso del Messina, dove gli investimenti scarseggiano e di conseguenza anche gli acquisti. Modica aspetta 3 rinforzi di spessore, 2 potrebbero essere Plesce e Mungo, ma nel ritiro in Sila continua ad allenare giovani guidati dal capitano Ragusa e dal portiere Fumagalli, senza avere certezze sul ritorno al Francoscoglio. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.